Benvenuti amici della Gazzetta Sarda. Siamo in un luogo differente rispetto a quello che avete visto nelle precedenti interviste che ho tenuto con grandi personaggi. Ho avuto l'onore e il piacere di stare, appunto, come avete già visto, con il professor Sgarbi, Eugenio Bennato, insomma, Monio Vadia, tanti altri, e mi scuseranno coloro che non ho ovviamente menzionato in questo elenco, ma è proprio questo per dirvi che dopo aver parlato di pittura, di Caravaggio, insomma, di musica popolare italiana, di letteratura, parliamo appunto, insomma, dopo anche che siamo andati a vedere gli archivi di Stato della città di Sassari, che cosa oggi vi voglio proporre è esattamente un libro. Oggi parliamo di libri, parliamo di un libro molto particolare, con un ospite, appunto l'autore di questo libro molto interessante, che si chiama Habemus Antipapam, indagine in onore della verità, edizioni del Faro, dottor Fernando Maria Cornet, che è qui, già parroco di San Sisto e San Donato a Sassari, e per cui io ti ringrazio, ti do del tu. Abbiamo deciso di darci del tu. Ti ringrazio per questa bella opportunità di poter parlare di temi interessantissimi. Ho letto il libro e quindi vorrei, insomma, far capire a coloro, insomma, da casa, intrattenere per parlare dei contenuti di questo libro. Benvenuto. Grazie, buonasera anche a te e a tutti i nostri telespettatori e ascoltatori. Un grande piacere poter essere qui con voi. Bene, entriamo subito nel merito Senz'altro di questo lavoro. Anzitutto, quando è stato pubblicato il libro? Il libro è uscito pubblicamente in agosto del 2023. È la conseguenza di 2 anni e 2 mesi di ricerca personale e poi 5 mesi e mezzo più o meno di tempo necessario per redigere il testo. Poi sottoposto ovviamente a diverse correzioni e revisioni, e poi finalmente agosto del 2023 è uscito pubblicamente alla vendita. Quindi è passato ovviamente già più di un anno, insomma, noi ne parliamo per entrare nel merito di un discorso davvero complicato per coloro che non conoscono le tematiche. Cercheremo di darvi la possibilità di capire bene quali sono questi argomenti, queste digressioni. La prima domanda è questa: la Declaratio di Benedetto XVI, perché lo vedo anche nel libro, esattamente di cosa si tratta, perché molti hanno capito, non hanno capito cosa è successo in quel momento in cui Benedetto XVI ha fatto un passo indietro. Quindi parlane. Sì, e questo è il punto da cui sono sorte diverse domande che mi hanno portato a fare questa ricerca, questo studio, che mi è servito per consultare, leggere e approfondire più di 500 diverse opere, di più di 300 autori diversi, in diverse lingue. Che cosa è successo? C'era un momento in cui io mi sono domandato come mai noi abbiamo di fronte a noi 2 persone che proclamano simultaneamente di essere papa legittimi. Sebbene a un certo punto dicevano di Benedetto XVI papa emerito, ma era sempre papa, vestiva come papa, firmava come papa, scriveva come papa, parlava sempre come papa. E quindi qui c'era qualcosa che non funzionava. Allora sono andato alla radice di questa questione, che quel documento letto e pronunciato da Benedetto XVI l'11 febbraio del 2013, che lui stesso ha voluto dare come titolo Declaratio, e già questo era qualcosa che doveva richiamare la nostra attenzione, perché ogni documento che solitamente scrivono i papi, e questo da molti secoli, anzi da millenni, porta sempre come titolo le primissime parole del testo. E invece qui il Papa ha deciso di scrivere un documento in cui il titolo è completamente diverso. Il titolo, in quanto tale, è una sorta di riassunto indicativo del contenuto. E allora che titolo ha dato a questo documento che lui ha letto quel giorno dinanzi a un gruppo di 40 cardinali che erano presenti a Roma per un normale concistoro dove si doveva decidere la canonizzazione o beatificazione di 3 martiri?
lui diede come titolo Declaratio, che in latino significa dichiarazione. E io mi sono domandato, ma che cosa vuol dire una dichiarazione? E allora, indagando su questa questione, mi è venuto fuori che una dichiarazione è semplicemente un atto comunicativo. Non più di questo, di un atto comunicativo in cui un fatto di coscienza personale viene reso noto ad altre persone, attraverso un linguaggio che può essere scritto, orale, simbolico, con i gesti. Infine, in un certo qual modo io rendo noto qualcosa che gli altri non conoscono. E allora il Papa ha fatto questo, un documento con il quale ha reso noto ad altri qualcosa che era presente soltanto in lui, che lui soltanto sapeva. E qual è questa cosa che lui ha voluto rendere noto agli altri? Che aveva deciso di rinunziare parzialmente al ministero di Vescovo di Roma. E questo è molto importante perché nel testo non viene indicato che quella dichiarazione ha come scopo di rendersi operativa, ma è semplicemente comunicativa. Io ti racconto quello che ho deciso, ma non che lo porterò a termine. Mi fermo. Un esempio che può aiutare a capire i nostri telespettatori, i nostri ascoltatori: io, dopo aver riflettuto durante gli ultimi 6 mesi, ho deciso di comprarmi una casa. Ma è qualcosa che è soltanto nella mia mente. Qui, solo io lo so, perché è quello che ho deciso per la mia convenienza, per il mio piacere. Chiamo i miei amici e dico: guardate, vi voglio raccontare una cosa. E mi domandano: che cosa? Beh, ho deciso di comprarmi una casa. Ma il fatto che lo abbia detto così in quel momento non vuol dire che già l'ho comprata. Non vuol dire neanche che in quel momento la sto comprando. Semplicemente sto raccontando una decisione che ho preso. Lo sto comunicando a delle persone, a me. Esattamente. Strette, però non ho fatto ancora quello. Esattamente, perché un passaggio diverso, successivo, sarebbe andare in un'agenzia immobiliare a portare il denaro, firmare i documenti, Perfetto. atto di compravendita, e allora sì, ho comprato la casa. Primo passaggio, prendo la decisione. Secondo passaggio, la comunico. Terzo passaggio, la compro o la porto a termine a quella decisione. Sono 3 passaggi diversi perché sono 3 atti diversi. Allora, un atto di dichiarazione non è uguale a un atto di rinuncia. Lui dichiara di rinunciare, ma è semplicemente comunica che ha deciso di rinunciare. Diverso è l'atto di rinuncia per cui effettivamente lui lascia il pontificato. E qui viene il secondo problema. Dal testo non emergono questi elementi che fanno capire che effettivamente sta rinunciando, perché diverso sarebbe stato: io dichiaro di rinunciare qui, adesso, in questo preciso istante. Cioè, a quel punto rende operativa la comunicazione. Questo manca e quindi è solo una comunicazione di una decisione presa, ma non operativa. E in più viene il secondo grande problema di questo documento. Il Papa adopera, quando parla di questa dichiarazione di rinuncia, un termine molto particolare: al ministero di Vescovo di Roma. C'è un canone nel codice di rito canonico che è il canone 332 al paragrafo 2, è l'unico canone, è l'unico pezzetto di tutto il codice di rito canonico dove viene specificato sulla rinuncia di un pontefice al pontificato. Perché qui si parla di quello. Hanno presentato ufficialmente come un'abdicazione, cioè smette di essere Papa. Quando noi vediamo nel testo che cosa succede, quel testo della Declaratio non coincide con ciò che viene indicato nel codice di rito canonico. Perché nel codice di rito canonico che cosa viene indicato? Viene indicato che l'oggetto della rinuncia di un Papa deve essere il papato. Se vuole smettere di essere Papa non può che rinunciare al papato. Se rinuncia a qualsiasi altra cosa continua ad essere Papa. Perché lì utilizza la parola munus. Se occorresse che il Papa rinunciasse al suo ufficio, e questa è la parola munus, che significa ufficio, significa titolo, significa investitura, significa
papato, se occorre che venga questo, e poi vengono le condizioni. Ma che cosa dice Benedetto? Non dice che lui rinuncia all'ufficio, all'investitura, al titolo di papa. Non utilizza quelle terminologie. Che cosa dice? Che lui ha dichiarato di rinunciare al ministerium, che non è la stessa cosa dell'ufficio del munus, è semplicemente l'esercizio, ciò che deriva. Una volta che io ho preso questo incarico, posso eseguire queste cose che sono opere proprie di quell'incarico. Se io vengo eletto Presidente della Repubblica Italiana, solo una volta che mi sono insediato ufficialmente come Presidente della Repubblica potrò fare le cose che aspettano al Presidente della Repubblica. Allora, quelle azioni si chiamano ministerium, mentre il fatto di essere il Presidente è l'incarico, l'ufficio. Se io non ho l'ufficio non posso eseguire le opere, perché se seguo le opere senza l'ufficio faccio qualcosa di legittimo e di nullo. Difatti è vero, certo. Allora, se io non sono il Presidente della Repubblica non posso pubblicare una legge sulla Gazzetta Ufficiale, per dire. Indubbiamente. Quindi è chiaro questo passaggio. Primo devo avere il titolo e poi le opere che sono proprie di quell'incarico, di quell'ufficio, che può essere Presidente della Corte Suprema, può essere Presidente di un club, può essere qualsiasi cosa. Certo. L'ufficio e in seguito le opere. Sono due cose diverse. Sono intimamente collegate, vincolate, ma sono due cose diverse. Il Papa invece che cosa dice in quel documento? Che lui ha deciso di rinunciare all'esercizio. E qui avviene questa complicazione che non coincide con quello che il diritto canonico è stabilito, perché il Papa non è al di sopra del diritto canonico. E non coincide neanche con quello che è stato detto dalla stampa in generale, quello che è stato comunicato, perché è stato comunicato tutto il contrario, comunque tutto confusionario, diversamente, utilizzando quello che dicevi appunto tu prima, abdicazione. Effettivamente noi abbiamo la conferma che qualcosa lì di molto grave è accaduto, perché 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, 20 minuti dopo che era avvenuto questo, hanno cominciato a pubblicare sul sito ufficiale della Santa Sede, la pagina web, il testo della declarazio. Prima un testo pieno di errori, poi subito dopo un altro testo che già era corretto di quegli errori, poi un altro testo, un terzo testo ufficiale che correggeva anche altri errori che man mano che venivano fatti notare da personaggi importanti venivano corretti, e quindi già lì abbiamo tre testi diversi. E non solo, poi il 1 marzo viene pubblicato su le Acte Apostolici Sedis, si chiamano, diciamo sarebbe come la Gazzetta Ufficiale della Santa Sede, il testo della Declaratio, persino con un sottotitolo che non era nell'originale presente scritto da Benedetto, un sottotitolo in cui si parla di abdicazione al munus, e nel testo non c'è né un'abdicazione meno che meno al munus, perché il Papa è specificamente lì. E non solo. Quindi informazioni discordanti in un lasso di tempo in cui molto breve. Ecco. Addirittura cominciano a venire fuori le traduzioni ufficiali, perché il Papa ha scritto il testo in latino e lo ha pronunciato in latino. E vengono fuori subito anche le traduzioni. E nelle traduzioni troviamo una particolarità. Una traduzione all'inglese, al francese, al tedesco, all'italiano, allo spagnolo e al polacco, che sono le prime 6 che compaiono insieme a quella tedesca, ma tedesca parliamo in seguito. In queste 6 le parole munus e ministerium vengono tradotte con una singola e uguale parola. Il che è un errore, perché? Perché sono due cose diverse, ma hanno presentato come se fossero la stessa cosa, come se fossero dei sinonimi, quando in realtà non lo sono. Già questo è qualcosa che faceva sospettare che lì qualcuno o alcuni avevano tentato di presentare diversamente, ma la conferma noi l'abbiamo nel testo in traduzione tedesca. Perché? Perché il Papa Benedetto XVI dice che le sue forze sono venute meno e lui non è in grado più di amministrare il munus petrino, ragion per cui alla fine che cosa fa? Dichiaro di rinunciare al ministerium.
prima munus, poi ministerium. Che cosa hanno fatto in tedesco? In tedesco non potevano adoperare una sola parola per tradurre entrambe, perché il tedesco è una lingua che cerca di essere al massimo precisa e quindi lì non c'è la possibilità di una parola presentata come sinonimo. Allora la parola munus si traduce in tedesco con Amt, mentre la parola ministerium si traduce in tedesco con Dienst. E che cosa hanno fatto? Hanno scritto in tedesco facendo un'inversione, un rovesciamento, hanno cambiato posizione, come se il Papa in tedesco avesse scritto: non ho le forze sufficienti per amministrare il ministerium, quando aveva detto munus, ragion per cui dichiaro di rinunciare al munus, quando in realtà aveva detto ministerium. E quindi quello non è più un errore, ma è un dollo. E noi troveremo... Cambia proprio il significato. Completamente, perché se uno legge il testo... l'intenzione stessa di quello che doveva essere comunicato dal Papa, che non era quella. In tedesco noi abbiamo una legittima abdicazione, ma quella è solo una traduzione, cioè non ha valore legale infatti. Del testo. E quindi questo ci fa capire che lì c'è qualcosa di molto grave che è accaduto. Non stiamo parlando di un'azione molto chiara, evidente, quasi che fosse scontato che no, c'è stato un mainstream che ha ripetuto fino alla sazietà, si è trattato di un'abdicazione. Noi vediamo il testo e non si tratta di un'abdicazione, ma di una semplice dichiarazione di rinuncia, persino parziale, perché lui enumera 4 attività del ministerium petrino. Dice che non è in grado o non si sente più in grado di svolgere le 2 prime, che con le parole, con le opere, ma dice poi che non meno si svolgono queste cose con soffrire e pregare. E allora lui dice sul finire di questo testo che continuerà a pregare. Più avanti, qualche giorno dopo, in un altro discorso, lui dirà che si unirà alla croce di Cristo e continuerà a soffrire. Quindi di queste 4 lui ha dichiarato soltanto di rinunciare a 2, ma non vuol dire che ha rinunciato di fatto, ha semplicemente dichiarato. Questo è ciò che lui chiamerà più tardi le sue dimissioni, che anche qui noi troviamo un elemento molto particolare. Quando lui in diverse occasioni ha parlato di abdicazione, cioè di rinuncia al papato, dei suoi predecessori, particolarmente Celestino V, adoperava una parola in tedesco molto precisa che si chiama Abdankung, che significa abdicazione, è il verbo abdanken. Mentre quando lui parla delle sue, di quelle di Benedetto, non adopera mai Abdankung né Abdanken, adopera Rücktritt o Zurücktreten, che significa fare un passo indietro o di lato. Sono 2 cose completamente differenti, 2 significati completamente lontani l'uno dall'altro. Esattamente, e per chi non conosce niente del tedesco, il tedesco ha una particolarità, una delle cose più difficili da imparare del tedesco è il vocabolario, perché è un vocabolario sconfinato. Per esempio, non hanno una formula generica per dire io vado da questa parte a questa parte, no, devo indicare il modo in cui vado. Cioè vado a piedi, allora dicono io vengo da te camminando, o vado in macchina, vengo da te guidando la macchina, o andando in bicicletta, o con la motocicletta, o correndo, cioè il modo. Non c'è il verbo andare generico. No? Sì. Allora, quando il Papa adopera queste cose, è perché nella sua mentalità tedesca ogni parola ha un significato molto preciso, e se lui adopera sempre per parlare delle sue, non Abdanken o Abdankung, ma Rücktritt o Zurückgetreten, allora vuol dire che lui non considera un'abdicazione ciò che ha fatto. Infatti. Perché lui è mentalità tedesca, è madrelingua tedesca, e lui pensa come un tedesco. E poi lo dice apertamente, e lo sottolinea dicendo appunto queste 2 differenze, non utilizzando appunto, come dicevi prima, il primo termine. Cioè proprio lo sottolinea, lo rende visibile, tangibile. Esattamente. Poi ovviamente analizzando il testo noi troviamo altre particolarità che fanno capire che qui siamo in un qualcosa di molto diverso a un'abdicazione, perché per esempio lui parla di un termine
il 20 febbraio e in seguito del 28 febbraio e in seguito dice le ore 20. Tradotto normalmente come le ore 20 del 28 febbraio, ma se noi guardiamo nel testo, quelle ore 20 è un inciso coordinato, non è subordinato, quindi non vuol dire che appartiene al 20 febbraio, ma che completato il 20 febbraio, da lì sono 20 ore. Il che cosa succede? 20 ore dopo la fine del 28 febbraio, e bisogna pensare non con la mentalità del nostro sistema orario attuale, ma il sistema romano precedente che era vigente nello Stato Pontificio prima di Napoleone, dove la giornata, il giorno finiva alle ore 18. Dalle ore 18 in poi era il giorno seguente. Allora, le ore 18 del 28 febbraio, da lì in poi 20 ore, che cosa è? Le 13, dalle 13 alle 14 del 1 marzo. E che cosa è accaduto poco prima delle 13? Alle 12:30 è stato diramato da parte del cardinale decano una convocazione, un conclave. Ma quella convocazione fatta il 1 marzo alle 12:30 circa, che cosa significa? Se il Papa non ha abdicato e non è morto, quel conclave diventa assolutamente, sin dal principio, illegittimo e nullo. E allora quando lui parla di questo, un termine temporale, ma poi hanno detto guardate che no, che in realtà lui può fare questo, la rinuncia però che avrà valore effettivo a partire da un certo momento. In realtà questo contraddice un canone del codice di diritto canonico, perché c'è un canone, credo sia il 145, in cui si parla della rinuncia. Allora lì viene indicato due tipi di rinuncia: la rinuncia che ha bisogno di essere accettata e la rinuncia che non ha bisogno di essere accettata da nessuno. Nella Chiesa la rinuncia non è quando io voglio, ma è quando il mio legittimo superiore l'accetta. Io la presento e ha 3 mesi per rispondere sì o no. In quel periodo che io l'ho presentato non sono un rinunciatario, ma solo un presentatore di una rinuncia. In quel tempo io ancora sono obbligato ai miei doveri e godo dei benefici del mio incarico. Fino a che non viene accettata. Se entro 3 mesi non ho avuto risposta, vuol dire che come se non l'avesse mai presentata. Sì. Così dice il canone che la rinuncia che ha bisogno di essere accettata, tutte seguono questo percorso, mentre la rinuncia che non ha bisogno di essere accettata, e l'unico caso è quella del Papa, quello che diceva il canone 332, paragrafo 2, che non ha bisogno di essere accettata da nessuno, semplicemente lui comunica, rinuncio e basta. Infatti. E lì dice che sorge i suoi effetti immediatamente. Mentre qui hanno detto, guardate che il Papa ciò che ha fatto è mettere dopo gli effetti, quando va contro un canone del codice di diritto canonico. Non è possibile. Quindi anche lì, e poi analizzando questo atto della rinuncia, già gli antichi romani e poi molte legislazioni, molte giurisprudenze occidentali che seguono il diritto romano, la rinuncia è considerata quello che si chiama un atto giuridico puro, vale a dire che non ammette condizioni né di termine né di spazio, quindi non si può rinunciare a termine. O rinuncio o non rinuncio. Semmai questo fosse stato una rinuncia al papato, avrebbe avuto bisogno, arrivato quel termine, di dire effettivamente qui rinuncio, perché l'altro non è stato che un annuncio, ma né un annuncio né un fatto. Allora non abbiamo nessuna conferma scritta davanti a testimoni, come viene richiesto dal diritto, che lui effettivamente poi del 28 febbraio alle ore 20, dal 1 marzo, dal momento che uno vuole, abbia effettivamente rinunciato. È rimasto tutto così. E questa è la grande problematica che presenta questo testo della Declaratio, in quanto testo oggettivamente considerato. Uno più lo legge e tanto più chiaro emerge che qui non siamo di fronte a un'abdicazione al papato, ma a una semplice comunicazione. Benissimo, andiamo avanti perché entriamo nella seconda parte
appunto dove si parla del, diciamo, intitolato Bergoglio e il suo conclave, quindi ci riagganciamo a quell'aspetto del conclave annunciato, detto, no? Ma anche poi, cioè effettivamente il Papa Benedetto XVI ha mantenuto, io li chiamo in maniera molto generica e mi scuso con gli amici a casa, dei suoi simboli, non solo la veste, ma anche il sigillo almeno, insomma, qualcosa che ovviamente ci dirai tu adesso meglio, ovviamente, io non essendo esperto in materia, però lo voglio dire per farci capire da casa. Cioè, lui c'è ancora, ha la veste bianca, poi si va a nominare un nuovo Papa. Non so se sto andando bene a dirti questo, ma entrando appunto nel secondo punto del libro, Bergoglio e il suo conclave. Cioè, sì, cosa sta accadendo poi? Continuiamo. Molti si sono domandati, ma che cosa ha voluto fare Benedetto con questa cosa? Perché ha fatto una dichiarazione di quel tipo che a tanti è sembrato, e tanti hanno voluto che fosse intesa in quel modo, una rinuncia, quando infatti non è stata una rinuncia. E bisogna fare un passo indietro. Allora, che cosa era successo? Dal 1820 noi abbiamo documentazione molto ben attestata e molto ben valutata, persino con l'avallo ufficiale da diversi pontefici, che è stata pubblicata, dove si parla di un piano da parte di un gruppo particolare chiamato massoneria di infiltrare la Chiesa, e con un piano che loro stessi già prevedevano almeno 100 anni, a poco arrivare ai vertici, talmente alto che a un certo punto dovevano arrivare allo stesso trono petrino, con due possibilità che loro stessi riconoscevano: o uno dei nostri oppure uno amico dei nostri. Per cosa? Per portare avanti quelle riforme che loro considerano necessarie, perché non dimentichiamo, nella massoneria c'è un obiettivo molto preciso, non sempre reso pubblico, però abbiamo testimonianze ben documentate che è questo l'obiettivo finale, nascosto, segreto, ma reale, della massoneria internazionale: la distruzione della Chiesa cattolica. Allora, per tanto tempo hanno attaccato da fuori e non ha funzionato, e si sono resi conti che l'unico modo di distruggere effettivamente era dall'interno e soprattutto dall'alto. Perché? Perché per obbedienza dovranno fare così. A chi si deve la massima e più alta obbedienza? Al sommo pontefice. Allora lo scopo era arrivare lì. E così nel corso del tempo abbiamo avuto delle prove di personaggi infiltrati sempre più in alto, finché ci troviamo al momento di Benedetto XVI. Poco tempo prima, durante il pontificato di Paolo VI, negli anni 70, ci furono diverse pubblicazioni che parlavano di liste, di elenchi di personaggi ecclesiastici di alto profilo che erano dentro la massoneria. Allora, spaventato, il Santo Padre chiamò un vescovo che lavorava lì, si chiamava Edouard Gagnon, era canadese, e gli commissionò ufficialmente di fare un'indagine se all'interno del Vaticano ci fosse la massoneria e chi fossero questi membri. L'inchiesta durò 3 anni. Alla fine, quando fu conclusa, mancavano un paio di mesi praticamente per la morte di Paolo VI. Paolo VI già stava male, era un momento di molta fragilità da parte sua, perché era da poco trovato morto Aldo Moro, un grande amico, e questo lo aveva colpito. E quando presentò il risultato della sua inchiesta, egli disse: va bene, sì, però io non mi posso occupare, lo farà il mio successore. 2 mesi e mezzo dopo, muore. Paolo VI, viene eletto Giovanni Paolo I, si presenta Edouard Gagnon, il vescovo, e consegna questa documentazione, ma 33 giorni dopo muore Giovanni Paolo I. Passa un po' di tempo e si presenta, dopo un mese più o meno, che è stato eletto Giovanni Paolo II, e fu messo, perché c'erano altri interessi in quel momento che considerava più urgenti, fu messo di parte fino a che non avvenne
l'attentato nell'81, maggio dell'81. La prima cosa che fece appena svegliato fu di far richiamare Edouard Gagnon alla sua presenza di nuovo per farsi spiegare questa cosa e rileggere tutta quella documentazione, dove veniva attestata la presenza molto ben diffusa e in posti di altissimo profilo di membri della massoneria all'interno. Poi ci troviamo un pochino di tempo dopo la nascita di un gruppo che si chiamò la Mafia di San Gallo. E questo non è un titolo dato dai giornalisti, ma da uno dei suoi membri. Fu il Cardinal Danneels, arcivescovo di Malinas-Bruxelles, quando, presentando la sua autobiografia fatta da 2 giornalisti in quella conferenza stampa, disse che loro stessi si erano dati quel nome, no? Un club, una mafia di San Gallo, perché si riunivano nella città svizzera di San Gallo. Erano all'incirca una dozzina di alti prelati, la maggior parte erano cardinali, e c'erano alcuni vescovi, tra cui anche lui. E come vescovi, come cardinali italiani, c'era il cardinale Silvestrini, Achille Silvestrini, e il cardinal Martini. E che cosa successe? E lì in quell'opera, e più tardi, 3 anni più, questo è il 2015, 3 anni più tardi, il vescovo Ivo Führer, vescovo di San Gallo, anche lui pubblica 2 opere in cui racconta la nascita del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, di cui lui fu segretario per lungo tempo, e Martini e altri erano stati membri, tutti quanti, di questa della Mafia di San Gallo, e la nascita del gruppo di San Gallo. E anche lui conferma ciò che diceva Danneels riguardo agli scopi, agli obiettivi, e loro avevano detto molto chiaramente, loro stessi, l'obiettivo era di far rinunciare Giovanni Paolo II e far entrare uno di loro, o uno che condividesse le loro idee, che erano ultraprogressiste, che curiosamente quelle idee ultraprogressiste coincidevano con il vecchio piano dottrinale della massoneria risalente all'800 e confermato pubblicamente tra il 1880 e l'85 del XIX secolo da un sacerdote francese apostata e scomunicato che era membro dell'alta massoneria, in contatto con i principali personaggi di quel momento. Si chiamava Paul Rocat. Ha pubblicato diversi libri dove tutta questa dottrina era contenuta, le stesse cose che volevano questi della Mafia di San Gallo. Giovanni Paolo II messo da parte per rinuncia, e uno di loro, o uno legati in qualche modo a loro, per portare avanti queste riforme. Non ottennero quello con Giovanni Paolo II, ma arriviamo al momento in cui avviene la cosiddetta rinuncia di Benedetto XVI. Ecco. Il giorno in cui viene eletto, il 13 marzo del 2013, viene eletto Jorge Mario Bergoglio come Papa Francesco, esce al balcone di Piazza San Pietro, e lì c'è un protocollo molto rigido, non è che chiunque può uscire al balcone. No, sono indicate già le persone e le posizioni che ognuno deve occupare. Ma lì c'era in un angoletto chi? Il Cardinal Danneels, che non doveva esserci, eppure c'era. Il che vuol dire che per loro avevano adempiuto, e lo confermerà nel 2015 nella sua autobiografia Danneels, come lo dirà anche Ivo Führer. Loro confermeranno, e poi fu intervistato anche un vescovo olandese, Van Lui, e se anche lui era membro, lui confermò di essere stato membro della mafia del gruppo di San Gallo e confermò genericamente tutto quello che avevano detto Danneels e Ivo Führer. Questo nel 2021, prima vescovo olandese. E queste cose dunque hanno confermato che lo scopo era questo. Allora Benedetto XVI si trovò in un momento con una grande pressione sia dall'esterno che dall'interno. Alcuni hanno detto queste teorie complottistiche, che in realtà noi abbiamo documentazione di questo, no? Nel famoso Batilix, tutte queste cose pubblicate, lì ci sono l'interscambio di mail fra Barack Obama e Hillary Clinton, John Podesta, dove parlavano della necessità di intervenire per mandare via quell'uomo vestito di bianco che era un ostacolo ai loro piani, e di fare la cosiddetta primavera
come avevano fatto nei paesi arabi, infatti. così anche all'interno della Chiesa. Sono documenti che si possono Sì. consultare liberamente, perché ancora sono in giro su internet, Indubbiamente. in inglese ovviamente, però i documenti sono lì. E poi abbiamo il famoso attentato che ha subito nel 2012 Benedetto XVI durante il suo viaggio a Messico e poi a Cuba, un sovradosaggio che avrebbe potuto provocargli la morte, attestato in una sua lettera che lui ha scritto in ottobre del 2022 a Peter Seval, quel giornalista tedesco che lo aveva intervistato e che ha fatto anche la sua biografia ufficiale, e in una lettera che è stata resa pubblica, dove lui racconta questo, e i segni, gli elementi sono evidenti di un sovradosaggio non volontario, non preso da lui, non prescritto dal suo medico, ma per mani altrui, che hanno presentato addirittura ufficialmente dalla Santa Sede altre 2 versioni contrastanti con questo che avrebbe subito Benedetto XVI in quel momento. Poi la questione è legata allo SWIFT. E un altro elemento da tener conto: quando gli fu tolta la possibilità allo Stato della Città del Vaticano e quindi anche alla Santa Sede di poter liberamente utilizzare il sistema finanziario internazionale, perché non dimentichiamoci che dalla Santa Sede dipendono non soltanto le nunziature in giro per il mondo, ma una grande quantità di opere, ospedali e scuole, lebrosari, infanti, e la Santa Sede utilizza questo circuito internazionale finanziario per far arrivare anche, diciamo, del denaro per sostenere in giro per il mondo. Ci sono centinaia e migliaia di queste opere, e le fu tolta arbitrariamente, come se fosse uno Stato canaglia. Mentre contemporaneamente, per esempio, paesi come l'Iran, per dire, senza avere niente contro in questo momento, ma diciamo loro potevano, anche la Corea del Nord aveva lo SWIFT, mentre lo Stato della Città del Vaticano tolto. Lui annuncia l'11 febbraio del 2013 le sue dimissioni, il 12 febbraio viene restituito di nuovo lo SWIFT, come se niente fosse. Non sembra proprio un caso. Evidentemente c'era una fortissima pressione esterna e interna per qualcosa del genere, che poi hanno fatto che Benedetto facesse questa mossa, e cercando di approfondire perché ha voluto fare una mossa del genere. Quando lui ha presentato questo era consapevole, perché non dimentichiamoci che Joseph Ratzinger per quasi 30 anni era stato lì, e quindi lui conosceva vita e opera di chiunque. È vero, è certo, è palese. Non era uno appena arrivato. Infatti. Non ne sfuggiva le sue conoscenze, né le intenzioni, né la vita, né le dottrine, né le posizioni di chiunque lì. Ma è arrivato un punto in cui, come lui stesso lo disse a una persona, la mia autorità finisce su questa porta, segnalando la porta del suo studio. Oltre quello, quindi io non posso fare niente, perché nessuno mi segue. E allora lui presenta questo testo, visto che era in tanti di questi personaggi che premevano per una rinuncia, prima di Giovanni Paolo II, poi di Benedetto. Appena sentono questo diranno: ha rinunciato. Semplicemente lui ha parlato così. Quello che gli altri hanno capito è un'altra cosa. Infatti. Non è colpa sua, ma è degli altri. Alcuni hanno capito che non era una rinuncia, e per questo hanno presentato subito dichiarazioni fuorvianti, testi maldestri, traduzioni falsate. Poi ci saranno un sacco di altre prove, false dichiarazioni, false testimonianze, tutto ben documentato, per insistere che lui avesse veramente abdicato. E che cosa ha significato questo? Ha significato che chiunque venisse dopo di lui sarebbe stato nullo e illegittimo sin dal principio. Perché? Perché lui non era né abdicatario né morto. Infatti. Tecnicamente, a partire dal 1 marzo, con quella convocazione di un conclave, non essendo lui né abdicatario né morto, tecnicamente lui entra in quello che il codice di rito canonico chiama la sede impedita, e come bloccato il Santo Padre nell'esercizio
del suo ministero. Rimane Rimane papa. importante questo passaggio. Rimane papa, però non può agire da papa. Perché? Perché lo hanno bloccato. Sì, lo dice apertamente di lui, così, in questo modo. Da qui che si spiega meglio perché lui ha continuato a vestire da papa. Perfetto. Ha continuato a firmare come un papa, perché ha mantenuto non solo Benedetto XVI, ma anche quelle due lettere che aggiungono P.P. E non sarebbe stato possibile se con non la fosse famosa papa. abdicazione, e quindi Il colore bianco della sua talare doveva scomparire e invece no. Il PP aggiunto al suo nome doveva scomparire, invece no. Il suo stemma doveva cambiare e invece no. E in seguito anche ci sono dei documenti resi pubblici in lettere dove lui rilascia la sua benedizione apostolica. Allora, benedizione apostolica è un termine tecnico per indicare la benedizione che solo il Papa regnante può dare, è una benedizione che concede anche l'indulgenza plenaria. Quindi è assurda la situazione. Allora, o consideriamo che lui è andato fuori di mente, oppure l'altra spiegazione è che lì c'è qualcosa che non E quadra. anche la terminologia papa emerito. La stessa cosa, perché qui emerito non significa ex papa o papa in pensione, perché se uno smette di essere papa non è più papa, punto. Infatti. E invece lui ha continuato con tutte queste cose che sono esclusive di un papa. Non che prima lui lo fosse stato, ma adesso non lo è. Se lui ha continuato è perché ha continuato ad essere il papa. Ma il papa in una situazione particolare, cioè impedito, bloccato. Però l'ha manifestato, l'ha reso manifesto davanti a tutti. E con una serie di espressioni, che sembravano a volte un po' assurde, un po' ambigue, ma che facevano capire, guardate che qui c'è qualcosa che non è così evidente, ma dovete riflettere. Quando molte volte gli hanno domandato, ma ci sono due papi? No, il papa è uno solo, punto. Sì, senza dare una specifica. Avrebbe dovuto dire, ed è Francesco, e non l'ha detto. Ma come? Hanno pubblicato che lui ha detto, ma in realtà non lo ha detto. Ha detto sempre il Papa è uno solo, e lì si è fermato. Sì, punto. Quando gli hanno domandato ma perché continua con la veste bianca? Perché in quel momento era la cosa più pratica, non ce n'era un'altra. Che è una spiegazione assolutamente banalissima, non assolutamente... È quasi comica. Infatti. Perché a Roma che non possano trovare una veste di un altro colore, assolutamente sì. Ma siamo a Roma. Infatti. Siamo davanti al Papa. Sì. E quindi quella risposta vuol dire altro. Sì, infatti, assolutamente. Diciamo, ci sono risposte di questo tipo a molte interviste, dichiarazioni, che dovrebbero far riflettere che qui c'è qualcosa che non va, che e lui non lo è, sta che dicendo non, apertamente, che non velatamente e apertamente. Che non coincide con la narrativa ufficiale. La narrativa ufficiale insiste, lui ha abdicato, ma il suo modo di comportarsi, di parlare, di scrivere, contraddice la narrativa, di fatto, la narrativa ufficiale. Quindi questo dovrebbe far riflettere perché se lui non ha abdicato, quello che segue è nullo illegittimo. E con grande dispiacere per chi lo vuole pensare, ma vuol dire che la convocazione di un conclave è nulla illegittima. La realizzazione di quel conclave è nullo illegittimo, la persona eletta nulla illegittima. E che non si sono resi conti, quello è un'altra cosa. Certo, ma nel momento in cui ci rendiamo conto dovremo fermarci e riflettere e dire qui dobbiamo risistemare la legalità. Perché? Perché se eravamo sbagliati, se eravamo in errore, se eravamo in confusione, a un certo punto dobbiamo fermarci e fare chiarezza. Questo è appunto un altro passaggio del libro di Fernando Cornet che lega anche la parte conclusiva del libro è appunto conseguenze dello status attuale, proprio ripartendo dall'ultima parola che hai detto. C'è qualcosa che è stato fatto, questo conclave, che però in realtà, seguendo quel filone appunto che tu dichiari nel libro e che ce l'hai spiegato, allora tutto il resto che conseguenze ha avuto e che ha ancora adesso? Perché ricordiamo, insomma, molti di voi lo sanno, Papa Benedetto non c'è più dal punto di vista fisico, però non toglie evidentemente, tu lo dici nel libro,
qualcosa di così importante che hai spiegato fino adesso. Quindi entriamo in questa fase finale, conseguenze dello status attuale. Sarebbe un errore pensare che qui ci sia soltanto in gioco la semplice singolare figura del pontefice. Tolgo questo, metto di questo, perfetto. E molto di più. Perché? Perché da un pontefice dipende tutto nella Chiesa. E allora, come a cascata, le conseguenze cominciano a venire. Se le cose stanno così, come ho documentato nel libro, e chiunque può accedere e controllare le fonti, è tutto documentato. Certo, alla fine diremo può appunto riflettere finali, sulle cose, certo, confrontare, studiare. Non è l'unico testo che è stato prodotto sull'argomento, no, ci sono anche altri. Ognuno porta il suo contributo. Questo è un momento di condivisione per parlare di un libro o di un tema interessante, importante, e poi ovviamente ognuno avrà la sua finestra culturale, intellettuale, per poter, come dire, accedere e vedere che cosa c'è dentro e pure dire se è d'accordo o non è d'accordo. Non è il fine di questa intervista, di questo incontro, ma continuiamo. Sì, allora che cosa succede se, come si prospetta in quest'opera, che non è stata ancora ufficialmente contestata neanche mezza riga, il Dicastero per la dottrina della fede non ha, dopo 16 mesi, contestato neanche una sola frase del libro. Lo diciamo alla fine questo. Sì. Parliamo di questo aspetto e poi... Allora, una delle conseguenze è che tutto questo pontificato di Francesco non è mai esistito, se le cose stanno così. Se uno vuole credere in un'altra cosa, va bene, però se le cose stanno così, questo pontificato non è mai esistito. Il che vuol dire che tutti i documenti prodotti da Francesco non hanno alcun valore. Non perché lui non abbia detto delle cose buone o dato dei consigli buoni o dei comandi buoni, semplicemente perché, avendolo fatto, presentandosi come pontefice della Chiesa Cattolica, che in realtà non lo sarebbe, vuol dire che non ha il valore di parola, di comando, di consiglio di un pontefice, perché non lo sarebbe. Quindi anche tutte quelle nomine. In secondo luogo, ovviamente, tutti i documenti con cui lui è intervenuto in vari campi, ma poi anche le nomine episcopali. Ha nominato una grande quantità in questi 11-12 anni, ha nominato una grande quantità di vescovi in tutto il mondo, o ha trasferito da una diocesi ad altra vescovi. Tutte queste nomine sarebbero senza valore. E quindi che cosa succederebbe? Che se io vengo eletto vescovo e vengo ordinato vescovo e la mia nomina proviene non da un legittimo pontefice, ma da chiunque altro che non sia però il legittimo pontefice, allora in quel momento non solo il mio episcopato diventerà illegittimo, ma anche io rimango escomunicato in quel preciso istante in cui vengo ordinato. E allora io arrivo in una certa diocesi perché mi è stata comunicata la nomina così, tutto quello che io farò in quella diocesi è da annullare, perché non sono il legittimo vescovo, perché non mi ha nominato il Papa per quella diocesi. E non solo, chiunque io avrò ordinato sacerdote o diacono è automaticamente sospeso, o dovrebbe essere così secondo il codice di diritto canonico, se io sono un vescovo in situazione di escomunica per essere stato ordinato vescovo senza la nomina di un papa o la conferma da parte di un papa legittimo della mia nomina. Tutti i trasferimenti che io ho fatto, che faccio nella mia diocesi, nomina di qua, di là, non sei più questo, sei l'altro, sono tutti senza valore, come se non fossero mai esistiti, perché è un illegittimo vescovo di quella diocesi. È veramente vescovo, però illegittimo. E quindi le sue nomine non hanno nessun valore, le sue sanzioni, le sue promozioni non hanno nessun valore. E questo bisogna moltiplicarlo per tutte le diocesi nel mondo. Valore inteso come valore legale. Ok, così. Io sono nominato dal vescovo parroco di questa parrocchia. Certo, così lo facciamo ulteriormente capire. Ma se il vescovo che mi ha nominato parroco di questa parrocchia non è il vescovo legittimo, allora la mia nomina non ha nessun valore. Tutti mi hanno creduto, sì, tutti mi hanno, però
E come io non lo posso nominare, non ti posso nominare Presidente del Consiglio perché va fuori le mie facoltà. Certo, è questo il paragone, infatti. Terminiamo andando a riprendere quel discorso di cui appunto accennavi prima e che ti ho, insomma, no? Cioè c'è un excursus che deve determinare, diciamo così, la valenza del contenuto di questo libro. Sto cercando di utilizzare delle parole dove possiamo comprenderci meglio, ma in sostanza, cioè, tu dichiari cose forti, cose molto, molto, molto particolari, e le abbiamo viste. Poi ognuno di voi si leggerà il libro e vedrà, insomma, quali sono le sue, come dire, dichiarazioni personali anche. Quindi si è arrivati ad un punto in cui tu, lo diciamo, no? Sei stato colpito, no? Per questo libro, giusto? Sì. Ne vuoi parlare in questo senso? Lo portiamo a termine in questo? Perché abbiamo detto, perdonami, cioè già nel 2023 è stato pubblicato, ma fino a poche settimane fa, tanto insomma è pubblica la cosa, si sa, non hai ricevuto nessuna comunicazione per dire che questo libro non vale. L'ho detto in maniera molto molto semplice, perdonami, ma per farmi capire da casa. A un certo punto mi fu chiesto in modo ufficiale e ufficioso allo stesso tempo. Stiamo parlando di che periodo? Nel mese di maggio. Di quest'anno? Sì. Mi fu chiesto, a nome e per conto del Dicastero per la Dottrina della Fede, 3 cose, in modo orale. Mi fu chiesto di ritirare il libro dal commercio, di dire pubblicamente che mi ero sbagliato e infine mi fu chiesto di dichiarare pubblicamente la mia soggezione, diciamo sottomissione pubblica al Santo Padre Francesco. Io in quel momento ho detto va bene, io lo posso fare, però dovete dirmi dove ho sbagliato nel libro, perché se io sostengo queste cose in base a tutto quello che ho raccolto documentato nel libro, dove è l'errore, così io mi posso correggere. Da quel momento in poi non mi fu detto in nessuna opportunità, e furono 8 volte oralmente e 2 volte attraverso lettere ufficiali di risposta, dove avevo sbagliato, dove c'era un errore nel libro. Così fui accusato in seguito di scisma nei confronti di Papa Francesco, il che anche questo era una cosa paradossale, perché nel libro c'erano le prove, a conseguenza della mia indagine, le prove documentate che Francesco non sarebbe Papa legittimo. E voglio anche far vedere, perdona solo un secondo, il risultato della bibliografia che trovate nel libro, per cui insomma sono 40 pagine solo di bibliografia. È molto importante e interessante anche questo, farlo capire a casa. Continua. Io nel libro, a conseguenza dell'indagine, portavo delle prove che non è che sono andato a cercare prove per vedere, no, certo. Era la conseguenza della mia indagine. Certo. È stato il ruolo stesso tuo all'interno queste prove documentate che affermavano con oltre ragionevole dubbio che Francesco non poteva essere ritenuto Papa legittimo. Proprio per quello vengo accusato di scisma e infine mi arriva il 14 novembre, mi hanno consegnato il documento nel quale il Santo Padre Francesco, per questione della mia posizione scismatica, venivo ridotto allo stato laicale e dispensato dalla legge del celibato. Senza che mai fino ad oggi chiunque ufficialmente a chi compete fare questo abbia contestato, abbia confutato o abbia provato almeno una sola frase sbagliata del libro. Questo è importante e vorrei dirlo ancora maggiormente davanti ai nostri amici della Gazzetta, amici ovviamente che stanno, che ci vedranno, perché c'è un iter da seguire, c'è un percorso da seguire, una sorta di, fra virgolette, processo, diciamo così, insomma, viene preso il testo, o sbaglio, e viene indicato quali sono gli errori, ti viene data la possibilità di poter anche dire
No, avete sbagliato voi, guardate che in realtà non è questo il senso, lo sto spiegando in maniera molto Sì, molto... e di fatto Ecco, prima dicevo oralmente, perché ecco, quando mi consegnarono la lettera, in quel momento stesso, la lettera ufficiale, di queste tre cose non c'erano tracce. ecco, quindi... E quindi io ho suscitato subito il dubbio perché mi dicono una cosa oralmente e con un testo scritto, che è quello che rimane poi nel fascicolo agli atti, non dice nessuna di queste tre cose, perché non riformulate e ditemi perché la procedura è quella. Non è che me la sto inventando No, adesso, no, io no, conosco le procedure certo, perché ho certo, visionato casi certo. precedenti di questioni sollevate a causa di pubblicazioni. Allora viene in una pagina citato il testo con il numero di pagina, paragrafo, tra virgolette, e in seguito la critica, diciamo ben fondata, a quel testo. Qui c'è questo problema per questa e per questa ragione, Certo, o in contraddizione con questo documento, o in contraddizione con questo che indica il canone certo. E dall'altra X. parte si ha la possibilità di poter dire, Certo, ecco, perché si possa correggere la certo. persona. A me non è mai arrivato niente del genere, non mi è Ah, stato mai indicato. mm, E qui non conta se lo faccio oralmente, deve essere per iscritto, come io ho pubblicato per iscritto, non mi è mai arrivato niente. Si è parlato di un processo al quale non mi hanno comunicato quando è cominciato, quando sono state le udienze e nemmeno quando è stata emessa la sentenza. Non mi è stato canonicamente comunicato, se non soltanto con una lettera in cui diceva che io ero stato accusato formalmente di scisma. Ho presentato la mia memoria difensiva che nessuno ha mai risposto, niente. E quindi io so che è arrivata, che l'hanno ricevuta, ma non ho saputo poi che cosa è successo con questo. E quindi quel processo in cui hanno detto che io sono stato giudicato in contumacia, io mi domando, la contumacia significa che io volontariamente ho deciso di non partecipare, ma se a me non è stato comunicato quando né dove, non hai potuto neanche prendere quella decisione, non hai potuto neanche dire, ma anche se lo avesse detto io non infatti, intendo, ma canonicamente si infatti, deve comunque infatti. comunicare. Il processo comincia questo giorno, a quest'ora, la prima udienza, sala X, domicilio X. Io non ho ricevuto nessun tipo di comunicazione di questo genere, eppure è parte obbligatoria del processo. Per cui non saprei nemmeno se effettivamente c'è stato un processo, immagino di sì, però in mia assenza, senza il mio consenso, perché io non ho rifiutato, visto che non ho ricevuto la comunicazione canonica, la citazione canonica per partecipare. È semplicemente quell'accusa in cui mi dicevano che avevo la possibilità di difendermi entro 15 giorni. Ho presentato la mia memoria difensiva e che nessuno mi ha mai poi detto che cosa hanno deciso con quello che ho presentato, la lettera precedente. Per cui è così che sono andate le cose, effettivamente. Se poi qualcun altro dice qualche altra cosa, io non lo so, però... No, infatti, e non è comunque compito nostro. No, Nel senso, semplicemente io ho messo lì il risultato della mia ricerca. ed è quello che interessa a noi della Gazzetta Sarda parlare appunto di un libro, quindi per tutti voi che state guardando, e credo che possiamo anche terminare qua, dottor Fernando Maria Sì, Cornet, sì. di darvi un momento culturale. Non c'è nessun tipo di giudizio in quello che noi facciamo e di quello appunto di cui mi sto occupando io, ma è semplicemente dare la possibilità di chiacchierare su dei contenuti che in questo caso io stesso ho ritenuto molto interessanti. Per cui se poi qualcuno insomma, volesse dare la sua opinione, volesse poter dire che, non so, abbiamo forse detto qualche contenuto, come dire, esagerato, magari al di fuori della linea, magari non so, culturale o giornalistica che noi ci siamo permessi di portare a voi, che ci vedete da casa, noi siamo qui, siamo a vostra disposizione e ne parliamo, ma ricordatevi che noi abbiamo parlato di un libro. Un libro che voi siete così liberi di poter leggere oppure non leggere e quindi Don Fernando, io ti ringrazio, è stato un bel momento culturale, molto interessante, molto particolare, per cui
io ti saluto, ti ringrazio, noi della Gazzetta Sarda ti ringraziamo e ringraziamo a tutti i nostri amici che ci guardano e ti auguriamo altri libri. Semplicemente così. Altri libri, perché la cultura e il libro è sempre un modo per comunicare e per interagire. Sì, grazie dell'invito, anch'io sono stato molto contento di questa nostra conversazione e anche grazie a tutti voi che avete con pazienza seguito questo nostro trattare un argomento che è sempre più diffuso, perché non sono l'unico che lo ha trattato, vero, è vero. E che potrebbe riguardare più di alcuni. Per cui un argomento su cui informarsi, anche al di là del mio libro, e ci sono altre fonti su cui informarsi la faccenda, perché è una faccenda che riguarda tutti. Grazie di nuovo e speriamo che serva almeno per approfondire nella conoscenza di questa problematica. Sicuramente la cultura fa questo. Grazie ancora. Un saluto a tutti voi da me, da Bruno Lombardi, per la Gazzetta Sarda. Ancora un saluto.